il capitano della formazione di casa Giappa Viera, che è pronto a dare l'inizio al match con il lancio avanti per Sacon, la palla che arriva per Razzoni e poi c'è il tiro alla rete immediata da parte di Sacon, che riesce a trovare immediatamente il vantaggio dopo appena 11 secondi di gioco. Credo che questo sia uno dei gol più veloci nella storia della formazione trevigiana. Bolo, attenzione al sinistro, pallone che finisce per Borruto, lo mette a terra, poi ancora per Perugino e anzi si tratta del numero 8 Guglielmano, che trova la via del pareggio, e quindi dopo 2 minuti ed 1 secondo il immediato pareggio. Borruto, palla per l'autore della rete, Borruto ha spazio sull'auto di sinistra, poi il tiro e la rete, questa volta sì, il gol realizzato da Perugino. Il capitano in pochissimi secondi va a ribaltare la situazione, si lotta su questo pallone, rimane a terra il giocatore napoletano. Donin, la chiusura di Bello e Buono a mettere il pallone in mezzo, dall'altra parte Donin nuovamente per Giappa, il palo esterno colpito. E ancora una volta in questa stagione non c'è un buon rapporto con i pali da parte della formazione di casa. Giappa e il colpo quasi a botta sicura, e l'incrocio di pali colpito da Sacon. Sutton, parte il sinistro e l'intervento importante di Bello Buono. Le indicazioni di Silvio Roscia. Ora Donin prova il tiro e ci mette una mano Bello Buono. Ancora Azzoni, parte il tiro, attenzione, contropiede con Salas che sbaglia l'opportunità. Perugino, il sinistro, sbaglia tutto, poi anche l'intervento sbagliato da parte della difesa della Came, e Guglielmau regala la terza marcatura alla sua squadra. Questa ripresa alla sfera sul punto di battuta, Salas, Giappa e non riesce a trovare la porta, lo scavetto, aveva cercato il tocco di classe Giappa, ed ora Sacon ruba il tempo a Bolo. Ci sono le proteste del numero 89 per una presunta infrazione in fase difensiva. Pallone per Giappa e niente da fare, doppio triplo tentativo sotto porta di Giappa, ma è stato bravissimo Bello Buono. A 11:16 dal termine Sacon, il pallone rimane lì e poi viene messo in rete da Sutton, che accorcia le distanze a 11 minuti e 11 secondi esattamente dal termine del match, che evidentemente era finito sul fondo. Si lotta in qualche modo, Salas spreca una ghiottissima occasione, il suo tocco non è stato dei migliori. Intanto attenzione alla ripartenza e la gol di Borruto, che ha trovato la porta sguarnita, e quindi Borruto è andato a realizzare la quarta marcatura per il Napoli. Sutton, Sacon, il pallone che viene calciato altissimo. Questa era davvero costruita bene come azione, ma è mancata proprio la finalizzazione. 6 secondi, vuole portare a termine la situazione Luis Felipe, ma ecco qui che termina il match. Risultato finale: la Came perde in casa contro il Napoli
per 4 reti a 2.